In the day we sweated out on the streets of a runaway American dream. At night we ride to mansions of glory and suicide machines. Sprung from cages on Highway 9, chrome wheel, fuel injected and stepping out over the line. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. 'Cause tramps like us, It ain't hard to tell. we gotta get out while we're young. You don't know, Baby, we were born to run. Fabio, una gioia immensa, tutta Villa Cidro stasera qui e non solo, da tutta la Sardegna sono arrivati perché non volevano perdere questa grande occasione e sono felicissima naturalmente di accoglierlo e volevo raccontargli, ma qualcuno lo avrà fatto già per me, però voglio farlo a nome di tutti i villacidresi, che cosa è stata per Villa Cidro questa tappa, questo tour. Tutta Villa Cidro si è fermata, tutto si doveva organizzare dopo la tappa, perché tutti erano incollati al televisore a seguire Fabio. E questo ci ha dato una gioia immensa, tutti si sono identificati con lui e hanno apprezzato questo ragazzo che ha fatto delle cose veramente straordinarie. Portato il nome di Villa Cidro in Italia e nel mondo e questo a noi fa un onore immenso, quindi io credo che ciò che lo ha davvero guidato sono stati i valori di passione, straordinaria passione, determinazione che lo hanno portato fin qui. Ha scritto una pagina meravigliosa dello sport in Sardegna, gli auguriamo di scriverne ancora tante altre con la stessa modestia, con la stessa umiltà che lo hanno distinto e che speriamo lo continuino a contraddistinguere. Grazie Fabio, a nome di tutti, grazie. Grazie signor Sindaco. Allora vi vedo tutti sorridenti, adesso vi voglio onesti. Voglio vedere mani alzate. Chi ha pianto all'arrivo di Montecampione? Ma cosa gli fai ai tuoi tifosi, Fabio? Ma innanzitutto un grazie a tutti per essere qua. Ci tenevo a essere qua quest'oggi, anche se non è facile per me perché in questi giorni sono stato molto impegnato, forse più che al giro. Però questa è casa mia e sono veramente onorato di vedere così tanta gente qua. E per questo vi ringrazio.
Stiamo seduti perché so che i ciclisti soprattutto devono stare seduti, stancarsi il meno possibile. Raccontaci cosa hai fatto in questi giorni. Tu dici hai faticato più che al Giro, in particolare cosa si fa? Non sei tornato a casa a dormire soltanto? Ma sono stato a casa mia pochissime ore, casa mia a Bergamo, però ci sono sempre tanti appuntamenti da fare, tante interviste, tantissime chiamate. Mi volevo scusare con sicuramente ce ne saranno tanti qua in mezzo che mi hanno scritto su Facebook, non sono riuscito a rispondere perché sono stato veramente tanto impegnato. Comunque vi ringrazio a tutti. Fabio, visto che siamo in tema di scuse, il fan club che ha allestito in fretta e furia questo bellissimo incontro ha ricevuto tante richieste di persone che avrebbero voluto farti degli omaggi, portarti doni, è stato impossibile accontentare tutti, quindi di fatto è stato detto no a tutti, ma con grande dispiacere e soprattutto con grande apprezzamento e grande ringraziamento da parte del tuo fan club, che in questi giorni è subissato di richieste per nuove affiliazioni, per nuove tessere, e d'altronde quello che Fabio Aro ha fatto vedere sulle strade mi sembra che abbia colpito non soltanto il pubblico sardo ma tutto il pubblico italiano. Sicuramente la Sardegna si è accorta di Fabio Aro. Io ti voglio chiedere, tu al Giro e oggi ti sei accorto della Sardegna, di questa terra alla quale sei così legato? Sì, mi sono accorto tantissimo, anche perché anche se il Giro purtroppo non ha toccato con le sue tappe la Sardegna, ho visto tantissime bandiere in tutta Italia, anche in Irlanda mi sono stati vicino, e poi ero informato dai miei amici, insomma dai miei familiari, di quello che si stava facendo qua, che ci sono state tantissime persone che hanno seguito il Giro, e questo per me è motivo di orgoglio che mi spinge sempre ad impegnarmi di più a cercare di far meglio anche nei prossimi anni. E siamo sicuri che ce la farai. Abbiamo spesso parlato in questi giorni della pressione, delle grandi aspettative, e forse quello che non tutti intuiscono è che quando si vince, e più si vince più aumentano gli impegni, le cose da fare. Ecco, per esempio dopo la tappa a Plan di Montecampione, che cosa tutto hai dovuto fare? Prima cosa la premiazione, poi controllati il doping, poi conferenza stampa, varie interviste, diritto, e poi il viaggio in hotel. Sono arrivato in hotel alle 9, ho cenato alle 10:30 e sono tornato a mezzanotte. Questa è un po' la mia giornata. Quanti controlli nelle 3 settimane del Giro? Ho fatto una quindicina di controlli antidoping, ne ho fatto anche 3 in un giorno. Sicuramente questa è una cosa che serve per il nostro movimento, anche perché questi ultimi anni il doping è stato ha colpito molto il nostro sport, ha tolto un po' di credibilità, però tutti questi controlli servono per ridare un po' di credibilità a questo sport. E serve anche parlarne senza tabù, senza vergogna. Questo è un male dal quale il ciclismo sta cercando di uscire con grande onestà, senza nascondersi, come spesso abbiamo visto fare in passato o come ancora vediamo fare in altre discipline. Fabio, tu hai vestito la maglia bianca, però eri secondo nella classifica dei giovani, d'altronde era giovane anche la maglia rosa, Nairo Quintana, però noi oggi vogliamo farti vestire una maglia che è tutta tua, che non è in prestito. Abbiamo una persona che è venuta a trovarci, quindi io lo prego di salire sul palco per questa piccola vestizione. Fabio Aro oggi è un simbolo della Sardegna, ma c'è un altro simbolo della Sardegna che è il Cagliari Calcio, la squadra che unisce la Sardegna. Allora, Fabrizio Serra dell'ufficio stampa del Cagliari Calcio vuole dare a Fabio
Fabrizio come Miss lascia un po' a desiderare, ma il regalo che ha portato è indubbiamente prezioso. Grazie Fabrizio Serra. E però, ascolta Fabio, tu sei sempre molto misurato nei tuoi giudizi. Tutti si sono accorti che al Giro avresti avuto bisogno di un po' più di supporto nei tratti finali di salita della squadra, ma forse questa è soltanto una mia impressione. Voi avete notato che c'era un po' più bisogno della squadra, voi? Vabbè, sono solo 2 o 3, Fabio, non lo pensano tutti. Parliamo dei tuoi compagni, cosa pensi tu dei tuoi compagni? E ora voglio sentire cosa dici. Ma innanzitutto penso che ci sono dei momenti di corsa, anche quando non ci sono le telecamere e l'elicottero, dove i miei compagni sono stati fondamentali per me. Parlo anche delle borracce, insomma anche la prima parte di gara, comunque hanno dato tutti il massimo e sino al finale insomma si sono sempre impegnati e per questo li ho sempre ringraziati. Comunque la squadra è fondamentale, io sono contento di come è andato questo giro e vedremo. Questo è quello che pensi? Sì. Bravo Fabio, bravo. Non vorrei che si sentisse quello che ti frulla nella tua testa. Se noi sentiamo quello che pensa Fabio veramente. State zitti un attimo. Cosa pensa dei suoi compagni? Sentiamo Fabio, dillo bene. Aiutatemi! Vieni, tira. Vai. Fabio, c'è la tua coscienza che ti parla, Ma, a casa mia c'era Tiralongo prima, poi non so dove è finito. Lo facciamo salire sul palco questo signore. Paolo Tiralongo! Questi 2 signori parlano tra di loro con termini come il mio bambino, il mio secondo papà, e non è mica così vecchio Tiralongo. Un po' vecchio sono, dai. Paolo, tu invece cosa pensi di Fabio? Ma non complimenti, diciamo le cose più scomode, tanto qui chi vuoi che se la prenda. Intanto buonasera a tutti. Che devo dire? Fabio l'ho visto crescere perché è arrivato da me che era ancora dilettante, era lì a Bergamo, ho visto subito che era un talento, perché le qualità ce l'ha per diventare un talento, però era un ragazzo che voleva arrivare nella strada che sta intraprendendo, diciamo. Alla fine piano piano abbiamo fatto dei programmi anche con la nostra dirigenza. E l'anno scorso ha fatto il suo primo giro come esperienza e quest'anno ha fatto quello che Fabio sa fare. E l'anno prossimo? L'anno prossimo ancora dobbiamo finire quest'anno, c'è da finire questa stagione che è ancora lunga, adesso dopo il giro qualche giorno di riposo e poi riprendiamo la preparazione. Va bene, mi dicono che siamo talmente in tanti che laggiù qualcuno non sente benissimo. Quindi adesso cercheremo di parlare un po' più forte. Sì, c'è caldo. Ecco qui. Concludiamo dunque questa stagione e ci dicono che Fabio Aru farà rotta verso la Spagna. Quindi si va alla Vuelta. L'anno scorso la squadra aveva preferito non farti affrontare 2 grandi giri. E quest'anno dopo il risultato, dopo l'esploit del Giro d'Italia invece Fabio Aru proverà anche la Vuelta. Vai con quali sensazioni e poi magari con quali ambizioni? Ma sì, intanto ancora qualche giorno di riposo, poi sì, farò il via della Vuelta con quelle ambizioni, con quelle che ho sempre, cercare di far bene, anche perché come ho detto tante volte in questi giorni, infatti mi hanno accusato di essere un po' ripetitivo, però la penso veramente così, il giro è finito e sto già pensando alle prossime gare. Ok, ci sarà un po' di riposo, però l'obiettivo è la Vuelta. Ci sarà anche Paolo Tiralongo alla Vuelta?
Paolo è sempre con me, cioè sicuramente sia quest'anno che il prossimo. Paolo, la vicinanza di Fabio ti invoglia a proseguire in questa tua carriera che è stata straordinaria per la tua costanza di rendimento, per qualche bellissima vittoria e per aver soprattutto accompagnato tanti campioni al successo? Sì, sicuramente, perché quest'anno io sono al 15° anno di professionismo, ho fatto 11 giri, 7 tour, 12 vuelte, cioè inizio a essere un po' stanco. Però non nascondo che i primi mesi dell'anno ero un po' titubante, non dico smettere, però magari rallentare un po' i miei ritmi di corse e di impegni. Però sapevo che avevo in Fabio e c'ho in Fabio uno stimolo in più per andare avanti. Adesso qui c'è tanto da lavorare e la voglia ti viene ancora di più. Vabbè, noi abbiamo prima chiesto al pubblico se aveva qualche domanda da proporre a Fabio Aru, quindi ne abbiamo buttate giù qualcuna. Quella di Mariella credo che sia una domanda alla quale tu hai già risposto. Hai sentito la forza dell'affetto di Villacidro, forse hai già risposto. Sì, sicuramente. Ho sentito l'affetto e appunto la mia famiglia e i miei amici mi hanno mandato delle foto e dei video di quello che è successo anche nei bar nelle ultime 3 settimane, e questo non fa che rendermi orgoglioso di essere un villacidrese, anche se vivo a Bergamo comunque sono sempre un villacidrese. Antonio ti chiede se ti aspettavi un'accoglienza così calorosa. No, assolutamente, non mi sarei mai aspettato un'accoglienza così mentre arrivavo dall'aeroporto ho visto anche tutte le vetrine e tutto il paese addobbato, quindi per me, ripeto, è un motivo di grande orgoglio e vi ringrazio a tutti. Fabio, c'è da dire una cosa buona, rispetto all'anno scorso, almeno quest'anno al Giro c'è stato il bel tempo, subito in Irlanda, sole, 25 gradi. Bellissimo, oserei dire. Non si può andare in bici con l'ombrello e quindi quando c'è la pioggia si fa un po' come diciamo noi sardi, come fanno a Bosa, bisogna lasciar piovere. Voi come affrontate queste situazioni che tra l'altro poi, come abbiamo visto, aumentano anche i rischi? Sicuramente, prima del Giro magari pensavo, nella mia testa ho pensato sicuramente peggio dell'anno scorso non può andare, invece penso che quest'anno il tempo sia stato ancora più brutto, abbiamo preso l'acqua anche in allenamento in Irlanda prima del Giro, e poi avete visto tutte le tappe. Sicuramente non è facile, è più certe volte anche più la testa che ti aiuta a tenere duro in quei momenti, perché quando nevica hai freddo anche se sei a piedi, quindi andare a 50 all'ora con una bicicletta dallo Stelvio sicuramente non è una bella sensazione, però alla fine noi siamo pagati per questo e si fa tutto. Qui abbiamo un sardo e un siciliano, quindi anche se ormai siete lombardi di residenza, non dico d'adozione, indubbiamente la pioggia non è il clima alla quale siete più abituati e che potete preferire. Partenza dall'Irlanda, qual era l'obiettivo? Intanto credo, visto che c'è la pioggia, arrivare sani e salvi in Italia. Quest'anno c'era un giorno di riposo in più, però che giro è stato dal punto di vista dei trasferimenti, della logistica? Per i trasferimenti penso che quest'anno non ci possiamo lamentare, no, Paolo? Organizzati bene, come anche venire dall'Irlanda, tutto organizzato alla perfezione. Siete arrivati in Italia, la pioggia è proseguita perché incredibilmente, nonostante dall'Italia si riprese dalla Puglia, pioveva anche lì, quindi prime tappe fatte così un po' per salvarsi. Sì, diciamo che le cadute sono state la parte centrale di questo giro, perché
sia per la nostra squadra con Brajkovic e Michele Scarponi, insomma sono stati fondamentali, e questo purtroppo hanno danneggiato una squadra, sia la nostra che anche altri team. Poi sicuramente dopo la 10ª tappa è cambiato un po' il giro. Paolo, ci racconti brevemente quali sono state le sensazioni di quei momenti di Cassino quando metà del gruppo è finito a terra praticamente? Che cosa è successo? Beh, diciamo che lì potevamo prevenirlo noi i corridori, però sai, quando sei in competizione non guardi quello che stai facendo, se pensi solo a pedalare, però la velocità era molto alta e la strada era molto scivolosa. E in quegli attimi lì non ti rendi conto neanche di quello che sta succedendo, ci siamo trovati tutti per terra. Il problema è che io, da parte mia, non riuscivo a fermarlo perché continuavo a scivolare, poi sono andato a sbattere contro la rotonda. Quando mi sono alzato ho visto 50 persone che erano sdraiate per terra. Sono brutti momenti, poi sai, c'è chi non si è fatto nulla come me, solo graffi, c'è chi ci ha rimesso il giro perché ha rotto il femoro, ha rotto il braccio, non sono belle cose. Tra l'altro tu hai visto subito in terra un tuo amico? Sì, beh, vicino a me c'era Caruso che sentivo che si lamentava e poi uno spettatore gridava di chiamare l'ambulanza, mi sono subito preoccupato perché se si era fatto male qualcosa di grave. Allora, mi sono accertato che stesse bene e poi sono ripartito, però per fortuna non viene di rotto. Un gesto che è stato molto apprezzato. Prima di chiudere questo mini blocco arriviamo a un'altra tappa importante, che sul momento c'era sembrata anche una prestazione buona, ma che poi, sentendo lo stesso Fabio e il suo entourage, si è rivelata invece una tappa nella quale forse qualcosa non è andato alla perfezione. Mi riferisco alla cronometro Barbaresco-Barolo. Forse per te, Fabio, è stata la prima esperienza così intensa di una cronometro in un grande giro, perché a quel punto avevi sulle spalle la responsabilità della squadra. Dove si può migliorare? Nelle cronometro, o se preferisci cosa hai sbagliato in quella cronometro che ha lanciato invece Uran verso il secondo posto? Non ho ancora capito il motivo, però sono andato molto piano in discesa sicuramente. Sicuramente buona parte del tempo che ho perso è stata persa nell'entrata in discesa, perché la strada era bagnata e non mi sono preso dei rischi inutili che magari potevano compromettere la seconda parte del giro. Sicuramente lì devo migliorare, poi insomma devo migliorare un po' in tutto. Era una delle prime cronometro che facevo nella mia carriera e c'è da migliorare sicuramente. Va bene, io ringrazio Paolo per essere venuto qui in Sardegna, non l'abbiamo fatto prima, è stato davvero gentile, perché credo che la sua presenza sia di completamento non soltanto a questa magnifica serata, ma credo anche allo sviluppo, alla carriera di Fabio, e lo sta dimostrando. Adesso invece vorrei chiamare sul palco quello che istituzionalmente deve diventare, e qui non è questione di salire sul carro del vincitore, parliamoci chiaro, perché molti poi dicono questa frase, ma non è così, perché non tutti possono essere a fondo nelle questioni sportive e spesso un campione lo si scopre quando comincia a vincere. Però questo diventa automaticamente il primo tifoso sardo, perché è la persona che noi abbiamo chiamato a rappresentarci. Ha avuto il piacere di venire qui a casa di Fabio Aru per festeggiare da tifoso Fabio Aru, ne siamo molto onorati, e quindi prego il Presidente della Regione Sardegna, il Professor Francesco Pigliero, di salire qui sul palco. Allora, gli diamo un microfono. Questo non è un palco di comizi, ma questo è evidente, visto che ci sono solo sportivi, per carità, parliamo di sport e credo anche con piacere ogni tanto. Posso fare subito una domanda scomoda? Ma tutta questa gente qui, che poi sono tifosi, credo che abbiano un desiderio, adesso magari lo chiediamo a loro, di vedere Fabio Aru gareggiare sulle strade della Sardegna.
Allora, per farlo le strade sono due, una è portare il Giro d'Italia in Sardegna e l'altra è portare il ciclismo in Sardegna con il Giro di Sardegna. Una di queste due cose è fattibile? Ma adesso ho detto così all'improvviso, io direi cosa preferite, il Giro d'Italia o il Giro di Sardegna? Abbiamo detto Barabba, mi sembra. Ma diciamo che ci impegniamo, abbiamo una fantastica occasione per riprendere questo ragionamento che è stato abbandonato negli anni scorsi. Anche perché mi sembra che la sua giunta creda molto. Chiediamo a Fabio però cosa preferirete. Non lo so, Fabio, tu cosa preferisci? Il Giro di Sardegna o il Giro d'Italia o una tappa del Giro d'Italia, uno o più tappe del Giro d'Italia in Sardegna? Ma sinceramente già vederne uno dei due in cantiere sarebbe una bellissima cosa, anche perché l'anno in cui sono passato professionista non è più stato fatto il Giro di Sardegna, quindi mi farebbe molto piacere correre qua a casa mia e avere voi come tifosi. Prima della consegna di questo premio chiedo un'ultima cosa significa per la Sardegna, che ha colorato con le sue bandiere le strade del Giro d'Italia, aver trovato un personaggio come Fabio Aru? Secondo me significa due cose. La prima cosa è che avere un campione come Fabio Aru è un esempio di cui in questo momento abbiamo enorme bisogno. Determinazione, volontà, moltissimo, immagino, lavoro. È una fonte di ispirazione per tutti. Siamo in una crisi economica molto profonda e molto importante, abbiamo bisogno di esempi positivi, esempi di chi fa vedere che col lavoro, con la volontà si possono raggiungere risultati impensabili, avere il miglior ciclista d'Italia, e vediamo poi cosa succederà nei prossimi anni, che viene dalla Sardegna, è davvero un'ispirazione anche per chi governa. La seconda cosa, e la faccio veloce, è che io sono stato conosco l'Inghilterra, ho studiato in Inghilterra negli anni in cui c'era Gianfranco Zola e so quanto Zola ha fatto per la Sardegna, altro che spendere centinaia di milioni in pubblicità. Quello che ha fatto Gianfranco Zola in giro per l'Europa per la Sardegna è straordinario e sono certo che Fabio farà altrettanto. Questo vuol dire che abbiamo una enorme fortuna per tutti. Fabio farà la fortuna di se stesso, ma ci aiuterà a fare anche la fortuna della Sardegna. Io tengo il microfono così, ecco, liberiamo qualche mano perché mi sembra che ci sia una premiazione. Un piccolo ricordo per Fabio, un piccolo ricordo, una piccola targa per segnare questa giornata. Io penso che sarà la prima di molte altre. E ce lo auguriamo. Allora Fabio devi firmare. Poi la vedo su eBay. Certo. Avrà molta concorrenza perché penso che oggi Fabio di autografi ne metterà parecchi, ma credo che sia ben lieto di farlo. Fabio! Faccio io. Ecco qui, la maglia del fan club per il presidente Pigliaro. Allora Presidente, per quel discorso del Giro poi restiamo in contatto, no? Come si dice. Però vedo che la Giunta punta sui grandi eventi, la Sardegna è una terra tutta da pedalare e quindi esatto, e molti magari sognano di venire a allenarsi sulle strade dove è cresciuto Fabio Aru, magari anche questa è un'opportunità che si può sfruttare. Grazie per la sua presenza qui Presidente. Fiori, palloncini rosa, insomma sono bei momenti questi, anche perché
è la prima vittoria da professionista e quindi credo che anche i primi festeggiamenti siano più belli da ricordare. Sì, sicuramente, sinceramente forse non ho ancora realizzato quello che è successo nelle ultime settimane, però sicuramente vedere tutto questo è bellissimo. Insomma. Allora, facciamo una domanda a entrambi. La domanda la pone Luca, che chiede quali sensazioni hai provato sulla linea del traguardo a Plan di Montecampione. Ma ho tirato un urlo che penso si sia sentito un po' dappertutto. Sicuramente scarichi un po' di tensione perché non dico una vittoria, ma anche un risultato si costruisce non in un mese ma in anni di lavoro e anni di sacrificio. Per me non è stato, tu lo sai, se la mia storia, i miei genitori la sanno e la sta vivendo un po' anche la mia ragazza in questo periodo. Andare via di casa non è stato facile. Stare via di casa praticamente quasi tutto l'anno non è mai facile, quindi quando raggiungi un risultato è frutto di tanto lavoro e tanti sacrifici, anche se dal fuori magari non si sanno tutte queste cose. Paolo, tu sei arrivato qualche minuto dopo perché eri in un gruppo più indietro. Quando hai saputo che Fabio aveva vinto e che cosa hai provato? Io diciamo che l'ho vissuto perché sentivo la radio che lo incitavano, allora anch'io ero a 1,5 km dall'arrivo, premuovo sul microfono e gridavo a Fabio di non voltarsi, di testa bassa e tutto. Beh, diciamo, non nascondo che ho pianto, dopo l'arrivo ho pianto perché ero felicissimo, sapevo i sacrifici che avevamo fatto a febbraio-marzo su a Tenerife, 40 giorni in altura non sono pochi e alla fine è stato bellissimo. Bene, insomma, credo che nessuno si sia vergognato di aver esternato in questo modo le proprie emozioni, anzi Fabio, facci piangere più spesso, perché no? No, che sono A parte Domenico Falchi, gli altri facci piangere più. Ti faccio un'altra domanda dei tuoi tifosi, chiede Yuri, le tue ambizioni erano alte ma avresti pensato di arrivare così in alto? Ma così in alto sicuramente no, ripeto, ho lavorato tanto quest'inverno, abbiamo lavorato tanto perché siamo stati praticamente sempre via di casa, stavamo via 20 giorni, tornavamo 5 e ripartivamo per altri 20 giorni in montagna, nei ritiri in Spagna insomma abbiamo fatto tanti sacrifici, anche le persone che ci stanno a fianco hanno fatto tanti sacrifici e sicuramente credevo in un buon risultato, non avrei mai immaginato un risultato così buono, però ci speravo. Io vorrei, però credo che meritino due apprezzamenti separati, quindi io chiedo, anche se lei non vuol venire qui sul palco, e va bene così, chiedo un grande applauso per Valentina, che mi sembra sia una persona importante nella tua vita, Fabio. Mi sembra di capire dalle cose che hai detto anche nelle interviste che è una persona che ha dato serenità alla tua vita, alla tua difficile vita di atleta. Sì, vabbè, io non ho mai nascosto quanto è stata importante la mia famiglia in tutti questi anni, in cui ho avuto momenti molto difficili, ho pensato di smettere parecchie volte e loro mi hanno sempre aiutato e mi hanno sempre motivato ad andare avanti in questo sport. Poi da 7 mesi ho conosciuto Valentina che insomma mi aiuta ogni giorno a fare meglio tutti i sacrifici. L'ho portata in vacanza sul Sestriere dopo il Trentino, in ritiro mi aiuta insomma in tutto e per tutto, nell'alimentazione, nella vita da atleta, e sicuramente una figura così è fondamentale per trovare la serenità giusta. Hai nominato la tua famiglia, l'altro applauso è per Alessandro e Antonella, i tuoi genitori, che hanno una gran parte del merito nell'averti stradato, nell'averti seguito, nell'averti sostenuto in un mestiere che è un mestiere infame certe volte, e tu hai detto giustamente, hai anche pensato di smettere. Probabilmente la differenza
tra chi è campione, chi riesce ad arrivare a essere campione, e noi auguriamo a Fabio di diventarlo sempre di più, e chi non ce la fa è proprio in quegli istanti in cui si prende la decisione di smettere o di andare avanti. Fabio per fortuna ha sempre preso a quel bivio la direzione giusta, quella di andare avanti, e oggi comincia a raccogliere i primi risultati, anche se sa benissimo che i sacrifici continueranno, giusto Fabio? Sì, sicuramente non si smette mai di fare sacrifici tra virgolette, perché è una cosa che faccio con passione, da quando 9 anni fa ho iniziato a fare questo sport, ci ho messo tutto l'impegno possibile, insomma, anche perché per me sinceramente è una passione, poi è diventato un lavoro, però vabbè, ci sarà da faticare ancora. Paolo, hai corso con tanti grandissimi campioni, fare paragoni è sempre fuori luogo, a meno che Fabio davvero non ti ricordi qualcuno dei tuoi compagni con i quali hai corso. No, beh, io ho corso con Bartoli, ho corso con Contador, con Nibali, ognuno di loro aveva un carattere, una personalità diversa come ce l'ha Fabio, poi sai, quando ci lavori a fianco devi saperli capire, devi saperli comprendere nel bene e nel male, devi gioire quando ci sono le gioie, devi saper soffrire quando le cose non vanno nel verso giusto. Comunque in Fabio vedo in lui quello che non dico, è già un campione nel piccolo, però c'ha tanto da dimostrare, e io lui so che ha tante qualità da tirar fuori, in questi anni ve li dimostrerò anche a voi sicuramente. Va bene, si è parlato tanto di Marco Pantani, ma il paragone qui diventa molto impegnativo. Fabio Aru quando era ragazzino aveva 2 idoli, Marco Pantani e Vittorio Serra, è giusto? Sì. Vittorio Serra lo conoscevo, però Marco non ho avuto il piacere. Vabbè, no, Vittorio Serra si avvicina ai 60 anni, continua a vincere, è salito sul podio della Marathon tricolore proprio pochi giorni fa, quindi noi ti auguriamo intanto una carriera longeva e sempre ricca di successi. Cosa ti aspetti dal futuro? Ci chiede Marianna. Io non mi sono mai messo un obiettivo, nel senso che penso sempre a lavorare, a cercare di migliorare anno dopo anno, cerco di osservare magari la stagione per vedere dove ho sbagliato. Sicuramente ho tanto da imparare, e comunque ho la voglia e la grinta per cercare di migliorarmi, insomma. Allora Fabio, io adesso vorrei farti conoscere una persona che è da tanto tempo che ha espresso il desiderio di fare questo incontro, l'incontro è saltato per vari motivi l'anno scorso. Sono felice che possiamo farlo quest'anno di fronte a tante persone, perché anche questo tuo collega merita un grande applauso per quello che ha fatto. Tu hai scritto una pagina di storia dello sport, sei il primo sardo a salire sul podio del Giro d'Italia e a vincere una tappa. Qui abbiamo una persona che anche lui ha scritto la storia tanti anni fa, ecco qui che vedo che si avvicina, perché questo signore tanti anni fa, quando il Giro di Sardegna era la corsa che preparava la stagione di tutti i più grandi, perché l'Albo d'Oro del Giro di Sardegna ha tutti i più grandi nomi, davvero tutti, da Merckx in poi. L'ultimo è Peter Sagan, quindi non stiamo parlando di una scamorza. Ebbene, nel 1960, fino a pochi chilometri dal traguardo di Sassari, c'era un sardo con la maglia di leader che ha rischiato di vincere quella corsa, e l'ha mancata perché anche a lui è mancata la squadra. Ha forato, ha dovuto inseguire, l'hanno messo in mezzo e alla fine ha dovuto cedere ai più forti. Però io vi chiedo un grandissimo applauso per il primo Aru della Sardegna ciclistica, Ignazio Aru.
Allora, anche se noi siamo qui per parlare del Giro d'Italia, un tuffo nel passato lo possiamo fare. Allora, cosa accadde in quell'ultima tappa del 1960 a Sassari? È che ho forato a 5 km dall'arrivo e mi sono trovato senza squadra e ho perso per 10 secondi il Giro di Sardegna. Vabbè, Giorno prima in classifica. ormai è andata, mettiamoci una pietra sopra. Fabio, con una squadra più forte, questa domanda ce la fa Stefano, con una squadra più competitiva avrebbe potuto ambire alla vittoria del Giro d'Italia? Sì. Poteva vincere benissimo il Giro d'Italia, era già pronto per vincere il Giro d'Italia. Nonostante i suoi 23 anni. Era già pronto. Perché vedere chi ha vinto, che c'era sempre la squadra davanti e lui sempre al centro. Io l'ho seguita palmo per palmo tutto il giro e quando cercava i suoi compagni di squadra erano tutti spaccati. Paolo Tiralongo, qui c'è un'accusa precisa. È vero, alla fine i tanti alibi, che poi non sono alibi ma sono motivazioni concrete e bastano a giustificare quello che dice il nostro amico Ignazio Aru. No, non avevamo una squadra fortissima, questo non lo metto in dubbio, perché avevamo perso 2 uomini importanti come Scarponi, come Brajkovic, però diciamo che come è andata la corsa magari il risultato, con quello che è accaduto, il risultato non cambiava, però si poteva gestire diversamente, si poteva correre diversamente. Però diciamo che la squadra per quegli uomini che eravamo ha dato il massimo dal primo all'ultimo, questo sono sicuro. Va bene, faccio l'ultima domanda a Ignazio Aru, che ringrazio davvero per essere venuto qui e farci l'onore della sua presenza. Si dice che il ciclismo è cambiato, però questa gente dimostra che la passione che trasportano le biciclette, che viene trasportata dalle biciclette, è sempre la stessa. A lei piace il ciclismo di oggi? Sì, è un po' cambiato perché c'è la tecnologia, il modo, ma bisogna spingere sempre con le gambe, la stessa cosa. Va bene, grazie a Ignazio Aru, che io congedo e ringrazio per questa bella visita. Adesso almeno sul piano del cognome abbiamo un erede, tra l'altro questo cognome, che in Sardegna non è così diffuso, nello sport invece è sinonimo di vittoria, perché c'è un giovane atleta villacidrese che si chiama Emanuele Aru, che promette molto nel triathlon, e c'è un velocista a Sassari che si chiama Federico Aru, che vince a livello regionale nello sprint. Quindi gli Aru si fanno onore, con tutti i giochi di parole che ne conseguono, perché ne abbiamo visto veramente. Ce n'è qualcuno che ti è piaciuto di più di tutti gli straordinaru e stellaru e tutto quello che abbiamo sentito? Sono stati carini tutti, sicuramente spettacolari, straordinari, sono tutti stati fantastici. C'è un mio amico a Torino che mi fa dietro moto, che ha creato un gruppo, si chiamano gli Argolatti, quindi sicuramente ce ne sono tanti. Va bene, vediamo ancora se c'è una domanda che ti rivolgono. Una domanda semplice questa, che chiede Enzo: qual è il segreto per diventare un campione? Noi ci mettiamo comodi, seduti. Ma sinceramente io ho imparato in questi anni a perdere, oltre che nel ciclismo, anche in altri sport, sia quando giocavo a tennis sia quando giocavo a calcio. Non sono mai stato un vincente, non sono mai stato uno che segnava, non sono mai stato uno che vinceva tante partite. Ho iniziato con la bici e non vincevo, perché la mia crescita è stata graduale, anno dopo anno, mese dopo mese. Sicuramente quello che devono imparare anche i ragazzi più piccoli, e soprattutto anche i genitori, che è molto importante.
Perché appunto io, ripeto, ho avuto una famiglia che non mi ha mai chiesto niente, non mi ha mai chiesto risultati, non mi dicevano prendi e vai ad allenarti, sinceramente, e questa è stata la mia fortuna. Comunque se devo dare un consiglio anche a dei ragazzi più piccoli che si avvicinano allo sport, è quello di non buttarsi giù, che con le sconfitte sicuramente si impara a vincere. Io ripeto, non ho vinto tante, non sono un grande vincente, però sinceramente ho imparato a fare sacrifici e non abbattermi quando perdevo. Fabio, perdere per imparare a vincere, fare bene il gregario per imparare a far bene il capitano. Sì, sicuramente, anche questa è una cosa fondamentale, anche io ricordo che anche quando ero under 23 il mio tecnico certe volte mi metteva a lavorare per i miei compagni nonostante magari vincevo, però questo ti insegna a metterti a disposizione anche degli altri e sicuramente a non montarti la testa, che è una cosa comune che capita molto spesso. Io ho sempre creduto tanto nell'umiltà e non restare la persona che sono sempre stato. Per me non cambia niente aver vinto una tappa al giro, aver fatto terza al giro, sono sempre la stessa persona, e se incontro per strada, nei bar, in qualunque posto, qualunque persona, mi comporto sempre alla stessa maniera. Attento che gli autografi oggi ne devi firmare tanti, non c'è problema. Fabio, qual è la vittoria di un tuo compagno nella tua carriera, anche non solo professionistica, che ti ha dato più gioia? Io mi ricordo che non ero ancora passato, ma sembra troppo facile dirlo perché ce l'ho qua a fianco, ma quando ha vinto Paolo la tappa al giro 2 anni fa, per me è stato veramente una grossa emozione, nonostante non fossi vincere con lui. Posso farti la stessa domanda, Paolo? Qual è la vittoria di un tuo compagno di squadra per la quale ti sei sentito più gratificato? Beh, se devo essere sincero, non è una vittoria che mi ha gratificato, ma è stata una tappa in particolare che ricordo. Eravamo al Tour del 2010 con Contador ed era una tappa durissima, c'erano da scalare 6 passi, cioè 6 salite, eravamo sui Pirenei, ed era una tappa da quasi 5.000 metri di dislivello e noi eravamo la maglia. Praticamente avevamo 2 uomini che erano un po' malconci e dovevamo tenere la corsa. Ecco, io quel giorno ho tirato per 90 km, ho tirato dal Tourmalet fino in cima all'Aubisque. Quando mi sono spostato in cima all'Aubisque eravamo rimasti 30 corridori e per la radio sentivo Alberto che mi incitava, perché praticamente in cima a quella salita noi avevamo quasi vinto il Tour, perché poi era tutta discesa e si arrivava a poco e mancava solo la crona. Ecco, io lì ho dato l'anima, non era una vittoria ma era un segno, perché era 2 giorni dalla fine del Tour de France e è stata un'emozione grandissima per me. Quindi il ciclismo è davvero uno sport di squadra ma anche uno sport di grande amicizia, perché bisogna essere anche amici per sacrificarsi così l'uno per l'altro. Fabio, prima di lasciarti ai tuoi tifosi vorrei parlare ancora di 2 momenti importanti del Giro d'Italia. Tu hai detto questa è la mia montagna, parlo della Cima Grappa, dove tra l'altro tu hai rappresentato i corridori del gruppo andando a depositare una corona di fiori sul sacrario che accoglie le spoglie di 23.000 caduti della Grande Guerra. Lì forse ti sei guadagnato il rispetto e l'ammirazione di tutti con quel secondo posto nella cronometro, ancor più che con la vittoria a Plan di Monte campione. Ti aspettavi quel risultato come se lo aspettava il tuo DS, che lo aveva dichiarato il giorno prima, accredita anche addirittura della possibilità di vincere? Credi che lì si siano visti davvero i sacrifici che hai fatto durante l'inverno, o lì hai scoperto qualcosa di te stesso che non conoscevi? Sicuramente sapevo di star bene, perché appunto l'ultima settimana mi sentivo bene, e poi anche
io mi fido ciecamente di quello che mi dice Paolo, e lui appunto mi ha sempre detto che l'ultima settimana sarei potuto andare forte, ma già prima che partisse il giro, insomma, ci siamo confidati, e lui mi aveva detto queste parole, però non mi sarei mai aspettato di fare una cronometro così bella, anche se comunque sia, ripeto, il lavoro che è stato fatto tutto quest'inverno non era stato fatto a caso. Invece il giorno dopo c'era da affrontare lo Zoncolan, peraltro la terza salita di una tappa ancora una volta eccezionalmente dura, e all'inizio della salita, quando la Movistar tirava davvero fortissimo per prendere la salita, per far prendere la salita alla maglia rosa nelle posizioni di testa, lì abbiamo avuto paura, perché ti abbiamo visto affaticato, addirittura perdere qualche metro, addirittura abbiamo visto Paolo che si girava a cercarti per capire quale fosse la tua posizione, e in effetti abbiamo pensato che si rischiasse di perdere il podio. Ecco, qual è stata invece la cronaca di quegli stessi momenti vissuti all'interno della tua testa? Quella è stata una delle tappe dove ho sofferto di più, quando ho visto il cartello 10 all'arrivo, ti giuro che non è stata una bella sensazione, anche perché ero sinceramente già, noi utilizziamo un termine che in pratica diciamo siamo a tutta, io lì ero al massimo delle mie possibilità, però la testa in quei momenti ti aiuta a superare i momenti di difficoltà, non ho mollato, anche perché tenevo duro da 20 giorni, e sinceramente ci tenevo a fare il podio del Giro d'Italia. Va bene, Fabio, questi sono i tuoi tifosi, questa è la tua gente, non credo che siano tutti villacidresi, credo che sia rappresentata un po' tutta la Sardegna. Alzi la mano chi non è villacidrese qui. Insomma, qui c'è tutta un'isola che ti segue, e mi è piaciuto il paragone che ha fatto il presidente Pigliaro con Gianfranco Zola, un paragone che io ho proposto spesso diverse volte sull'Unione Sarda, perché tu e lui avete in comune da un lato la bravura tecnica nel vostro sport, dall'altro la capacità di rappresentarci come popolo in un modo che meglio non si potrebbe, quindi di questo io personalmente, ma credo anche i tuoi tifosi, ti vogliono rappresentare, perché tu esporti l'immagine migliore possibile per la Sardegna. Grazie. Allora, io sto controllando se c'è qualche personaggio, sapevo che tanti volevano intervenire, sarebbero intervenuti, non so se è presente il presidente della Federciclismo regionale, Salvatore Meloni, che ha accompagnato la tua carriera. 10 minuti a qua. Ah, perfetto. Sta arrivando. So che tanti avrebbero voluto essere qui e non tutti sono riusciti per motivi di lavoro, per altri motivi. Vorrei fare dei ringraziamenti che sono importanti, che sono innanzitutto a chi ha reso possibile questa serata. Per quanto mi riguarda il direttore dell'Unione Sarda, che con grande cortesia mi ha consentito di venire qui a questo appuntamento, che non è soltanto dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano molto gradito per me. Ma i tanti volontari, da cominciare da quelli del fan club, da quelli delle ambulanze, l'APSAR di Villacidro e di San Gavino, il comune di Villacidro che si è prestato in pochissimi giorni a realizzare questo con l'aiuto dei vigili urbani, degli uomini dei cantieri, della segreteria eccetera. Direi tutti i villacidresi che con le loro imprese, le loro attività e anche a titolo personale hanno da un lato colorato di rosa questo paese in tuo onore, dall'altro anche contribuito per la realizzazione di questa festa, aiutando a sopportarne i costi in maniera disinteressata. Il ciclismo è fatto di sacrifici, tu ne hai fatto tanti e la tua gente ha voluto darti una piccola dimostrazione di volontà in questo senso, cercando di dare un piccolo contributo.
ripeto, tante persone avrebbero voluto consegnarti un omaggio per evitare che la cosa diventasse anche troppo faticosa per te, perché ti vediamo che sei, come hai detto tu, a tutta. Abbiamo un po' sfrondato il cerimoniale, però so che tu adesso avrai anche il piacere di firmare tanti autografi per i tuoi tifosi, magari lo faremo qui davanti alle transenne, perché chi vuole possa avere anche un ricordo di questa bella serata. So che non ti sottrarrai a questo impegno, no Fabio? Assolutamente, sono venuto appunto questi purtroppo solo 2 giorni qua, però ci tenevo tanto e ripeto, stare qua nel mio paese per me è una bellissima emozione, sentire il vostro affetto mi rende ancora più orgoglioso di essere villacirese. E appunto voglio ringraziare tutti, dal primo all'ultimo, tutte le persone che si sono appunto impegnate per la riuscita, come diceva Carlo, di questa bellissima festa, e in modo più particolare voglio ringraziare voi tutti che siete qua quest'oggi e anche chi non è potuto venire. Allora Fabio, io vorrei chiamare qui sul palco alcune persone che meritano di ricevere l'applauso perché hanno messo in piedi questa serata, e sono i ragazzi del fan club, e quindi invito Giorgio Carta, Gianfranco Cocco, Mauro Cocco, Antonio Meloni e William Tironi, che rappresenta la parte continentale del club. Questi ragazzi meritano di avere un grande applauso. Allora, tra l'altro sono stati appena rilasciati, sono in libertà vigilata perché al giro ne hanno combinate di tutti i colori, li abbiamo visti tutti in televisione. Ecco un altro appena rilasciato, Marcello Curridori. Hanno messo a ferro e a fuoco il Giro d'Italia. Asivili Bringius in televisione non si era mai sentito, questo è poco ma sicuro. Allora, io faccio un passo indietro perché so che volete consegnare a Fabio un vostro omaggio. Giorgio, vuoi dire qualcosa? Siamo emozionati, sono al pensiero. Grazie. Allora, visto che siamo in tema di premiazioni, so che il sindaco Teresa Pani, che ha accolto Fabio al suo rientro a casa, assieme alle decine e decine di striscioni che abbiamo visto in tutto il paese, ecco qui, vuole consegnare un ricordo. Abbiamo pensato di regalare a Fabio questo a nome di tutto il Consiglio Comunale e di tutta Villa Cidro. Grazie Fabio. Fabio, delle dimensioni ammesse anche da Ryanair, tutto in regola, quindi potrai portarlo nella tua casa di Ponte San Pietro vicino a Bergamo, il paese del portiere Michael Agazzi, giusto per dire una cosa in più. Allora Fabio, vogliamo cominciare a fare qualche promessa dettagliata. Allora, la prima riguarda Paolo Tiralongo. Paolo Tiralongo, lo vuoi con te anche l'anno prossimo? Che lui è in scadenza. Sì o no? Allora, non è che sarà con me, sarà sicuramente con me, quindi sicuramente saremo assieme anche l'anno prossimo, anche perché ho bisogno di qualcuno che mi tiri in folle l'allenamento, e quindi lui è sicuramente la persona giusta, che non fa mai 5 minuti in meno, ma sicuramente 5 minuti in più.
Fabio, escludendo tutti i podi, dici qualcosa che non sappiamo. Qual è stato il momento segreto, il momento magari fuori dalle telecamere di questo Giro d'Italia che non vuoi dimenticare? Ma sicuramente l'abbraccio con mia mamma e con la mia ragazza dopo lo zoncolane finale è stato uno dei momenti più belli. Allora Fabio, abbiamo detto che sei un esempio, c'è qui un'altra squadra che è davvero un esempio per la passione con cui interpreta lo sport, sono i ragazzi del volo alto, eccoli qui, li facciamo salire sul palco a ricevere l'applauso. Eccoli qui. Si stanno preparando ad andare ai campionati nazionali di basket, quindi sono sotto allenamento anche loro. Mi raccomando ragazzi, facciamo bella figura. Allora, c'è un'altra maglia mi sembra per te Fabio. Ecco qui, credo che la scritta di questa maglia, fai vedere, ecco, mettiamo la maglia a favore di telecamera, è un motto che può andare bene anche per te Fabio. Ok, siamo quasi in chiusura. Fate un gruppo. Fabio, possiamo fare una foto di gruppo? Fabio, la maglia del Cagliari. Mettetevi. Tira la maglia del Cagliari. Mi sembra che siamo già entrati nella fase dedicata ai tifosi. È un onore! Fabio, i tifosi ti chiedono tante cose e tu hai già promesso che farai il massimo. Invece tu ai tuoi tifosi cosa chiedi? Ai miei tifosi più di questo cosa posso chiedere? Sicuramente di continuare a seguirmi. E spero di aver dato l'occasione nei mesi di maggio, luglio e settembre di guardare un po' di ciclismo per i prossimi anni. Allora invece io vorrei dire che sarebbe molto bello vedere tutta questa gente l'anno prossimo e vorrei che prendeste l'impegno di venire a parlare ancora della stagione con Fabio Aru l'anno prossimo a scatola chiusa, senza sapere quali saranno i suoi risultati, perché lui sarà comunque il nostro campione. Grazie Fabio Aru.
Let's celebrate. Come on now. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Amen. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Verständnis, ja, das reicht zum Mund, ich weiß, was hier ist viel. Ich überleg bei mir, Genossen, sprich dafür, wer den das nicht noch braucht. Die Special Places sind dir unbekannt, ich weiß, ich werde immer noch. Dort sind es.